Buongiorno cari amici, ben ritrovati in questo spazio in mia compagnia. Oggi facciamo una cosa nuova. Vi voglio portare, nel tempo probabilmente faremo altri video di questa tipologia, vi voglio portare i discorsi cabalistici a un livello più semplice e farvi capire come tutto intorno a noi riceviamo costantemente messaggi che si rifanno per la legge delle corrispondenze fra ciò che è in alto e ciò che è in basso, messaggi che conducono appunto dei valori e degli insegnamenti di matrice cabalistica. Per parlarvi di questo oggi prendo un brano tratto da un film molto bello che si chiama Ogni maledetta domenica, che parla appunto delle vicissitudini di una squadra di football guidata dall'attore Al Pacino, che in quel momento raffigura appunto l'allenatore della squadra, il coach. Fa un discorso molto bello in chiusura del film, comunque verso la fine, quando appunto incentiva la squadra prima dell'evento chiave che appunto destinerà il risultato e l'esito di quella squadra. Dal momento che ci sono chiaramente dei vincoli di copyright e di tutela di materiale appunto audiovisivo che appartiene ad altri, io ho trascritto il discorso, ve lo leggerò sperando di coinvolgervi, non dico come Al Pacino, ma comunque alla fine del discorso poi vedremo in che termini ci conduce un insegnamento di tipo cabalistico. Benissimo, allora, non so cosa dirvi davvero. 3 minuti alla nostra più difficile sfida professionale. Tutto si decide oggi. Ora noi o risorgiamo come squadra o cederemo un centimetro alla volta, uno schema dopo l'altro, fino alla disfatta. Siamo all'inferno adesso, signori miei, credetemi, e possiamo rimanerci, farci prendere a schiaffi oppure aprirci la strada lottando verso la luce. Possiamo scalare le pareti dell'inferno un centimetro alla volta. Io però non posso farlo per voi, sono troppo vecchio. Mi guardo intorno, vedo i vostri giovani volti e penso, certo che ho commesso tutti gli errori che un uomo di mezza età possa fare. Sì, perché io ho sperperato tutti i miei soldi, che ci crediate o no. Ho cacciato via tutti quelli che mi volevano bene e da qualche anno mi dà anche fastidio la faccia che vedo nello specchio. Sapete, col tempo, con l'età, tante cose ci vengono tolte, ma questo fa parte della vita. Però tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere e scopri che la vita è un gioco di centimetri, e così è il football. Perché in entrambi questi giochi, la vita e il football, il margine di errore è ridottissimo, capitelo. Mezzo passo fatto un po' in anticipo o in ritardo e voi non ce la fate. Mezzo secondo troppo veloci o troppo lenti e mancate la presa. Ma i centimetri che ci servono sono dappertutto, sono intorno a noi. Ce ne sono in ogni break della partita, ad ogni minuto, ad ogni secondo. In questa squadra si combatte per un centimetro. In questa squadra massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli intorno a noi per un centimetro. Ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro, perché sappiamo che quando andremo a sommare tutti quei centimetri il totale allora farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta, la differenza fra vivere e morire. E voglio dirvi una cosa, in ogni scontro è colui il quale è disposto a morire che guadagnerà un centimetro. E io so che se potrò avere un'esistenza appagante sarà perché sono disposto ancora a battermi, a morire per quel centimetro. La nostra vita è tutta lì. In questo consiste, e in quei 10 centimetri davanti alla faccia. Ma io non posso obbligarvi a lottare, dovete guardare il compagno che avete accanto, guardarlo negli occhi. Io scommetto che ci vedrete un uomo determinato a guadagnare terreno con voi, che ci vedrete un uomo che si sacrificherà volentieri per questa squadra, consapevole del fatto che quando sarà il momento voi farete lo stesso per lui. Questo è essere una squadra, signori miei, perciò o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. È il football, ragazzi, è tutto qui. Allora, che cosa volete fare? Allora, questo discorso presenta alcuni punti fondamentali che insegna la Cabala.
Intanto ci sono degli agganci archetipali, per esempio il ricorrere ai 10 centimetri, proprio 10, 10 come le Sefirot. Ma vediamo un pochino per gradi. Ecco, lui apre e spiega che è una sfida cruciale, è un momento basilare, ma in effetti siamo in molti ad avere dei momenti topici nella nostra esistenza, dei momenti in cui siamo a un bivio e dobbiamo scegliere se batterci o arrenderci. Se ci arrendiamo a una vita meccanica, una vita fatta di continui stimoli che riceviamo esternamente ai quali noi reagiamo. Ma se noi ci battiamo per quei centimetri, che poi andremo a spiegare cos'è, comincia il nostro vero percorso, comincia la conquista di una nuova vita. Cosa sono questi centimetri? Alla fine lui dice 10 centimetri, abbiamo detto che corrispondono alle Sefirot, dunque ogni centimetro corrisponde alla conquista di una Sefira, alla conquista e alla conoscenza di come le varie Sefirot lavorano all'interno di noi e cosa, fino a che punto ci influenzano e dove agiscono, a che livelli. Noi dobbiamo imparare a conoscerle tutte, una ad una, un centimetro alla volta. Qua ribadisce infatti molto, con molta enfasi come appunto si combatte per un centimetro, massacriamo di fatica noi stessi e tutti quelli che intorno a noi per un centimetro, ci difendiamo con le unghie e con i denti per un centimetro, cioè è chiaro che non è una conquista semplice, ma è una conquista che ci metterà costantemente alla prova, che dovremo appunto avere la forza di fare al di là delle resistenze dell'ego che ci dirà no, lascia perdere, è troppo dura. No, noi dobbiamo combattere e vincere quei centimetri e trovarli dentro di noi, conoscerli proprio davanti alla nostra faccia, sono lì e aspettano soltanto noi. La nostra vittoria aspetta soltanto noi, la conquista e l'esito della nostra esistenza aspetta soltanto che noi troviamo la forza e la determinazione di sudarci una sefira dopo l'altra, l'arrivo e l'ascesa fino alla conquista dei 10 centimetri. Dice anche altre cose, tu lo impari solo quando quelle cose le cominci a perdere. Questo è un grandissimo insegnamento che appunto viene spiegato con il concetto delle benedizioni velate, cioè quando noi abbiamo le più grandi prove della nostra vita, quando noi perdiamo quello che diamo per scontato, quando noi siamo sottoposti a pungoli fortissimi che vanno a toccare le parti più sensibili, più vulnerabili di noi, ecco che ci rendiamo conto di cosa avevamo e di cosa veramente vogliamo e abbiamo bisogno di avere nella nostra vita. E dunque le prove sono sicuramente sempre da leggere in chiave propedeutica per il nostro percorso spirituale, per la nostra crescita e per la conquista di quei 10 centimetri. E dice anche un altro concetto, che la vita è un gioco, in effetti è un'illusione, ma qui ovviamente il discorso si rende molto più complesso, più articolato. Dobbiamo però restare consapevoli che in fondo è un gioco che noi veniamo a impersonare e a vivere credendo in questo gioco, ma che è alla fine il gioco della vita è in un certo senso già coordinato, predisposto, è tutto parte di un piano più grande. Ma andiamo avanti, quando andremo a sommare tutti quei centimetri, allora il totale farà la differenza tra la vittoria e la sconfitta, perché una vera conquista prevede di arrivare centimetro dopo centimetro fino alla vetta, cioè noi dobbiamo conquistare tutti i centimetri che ci mettono, che sono frapposti fra noi e la vetta alla Keter. Dunque cos'è questa cosa? Si devono sommare tutti i centimetri, non significa fare un unico salto e raggiungere là, ma uno dopo l'altro, dunque tutti insieme, la somma di tutti, nessuno escluso. Questo è importantissimo.
come concetto. Dunque dobbiamo conoscere tutti questi canali e tutti i sentieri che conducono poi al vertice, alla punta più alta, quella che è il regno spirituale per eccellenza. La nostra vita è tutta lì, è in quei 10 centimetri davanti alla faccia, l'abbiamo detto. E poi viene introdotto un altro concetto grandissimo, che è il concetto che porta fin dal principio anche Mosè, quando discende dal Sinai con le tavole delle leggi, ed era il concetto della collaborazione con gli altri, dà delle regole di comportamento che hanno comunque dei valori, dei significati molto più profondi, ma che possiamo appunto trovare comunque condensati in questo: o noi risorgiamo adesso come collettivo o saremo annientati individualmente. Nel discorso si fa molta leva prima sulla conquista personale e poi sul fatto della cooperazione di squadra, ed è proprio questo che ci insegna la Cabala. Ci insegna prima a rettificare noi stessi e poi dare una mano ai compagni e dargli il coraggio e di sostenerli a fare altrettanto. Ma non possiamo sostituirci al lavoro che deve fare ciascuno di noi, ma possiamo indicare una strada, qualora ovviamente l'altra persona ci riconosca come parte di una squadra, come loro compagni di squadra, come qualcuno su cui fare affidamento. Dunque, questi concetti esposti in questo discorso aprono comunque moltissimi discorsi di natura cabalistica e che vedremo insieme più avanti, proprio ai fini del lavoro su noi stessi, della correzione e della collaborazione proprio come un unico grande organismo vivente, ma fatto di tante piccole cellule, dove ogni cellula deve cooperare sacrificando l'interesse personale, l'egoismo, per permettere all'organismo più grande che lo contiene di preservarne la vita. Io vi ringrazio per avermi ascoltato fino qui e vi rimando alla prossima condivisione. Mi raccomando, iscrivetevi al canale di Hildegarda, iscrivetevi al canale di Marietto Veneziano, iscrivetevi nei nostri gruppi su Facebook, I Cassi Sacerdotali e Magie, Sibille, Tarocchi e Radiestesia. Grazie ancora per avermi ascoltato con attenzione, vi rimando alla prossima condivisione. Un grandissimo abbraccio dalla vostra Hildegarda.